Splendida cornice di pubblico allo stadio Paolo Rossi di Altavilla Vicentina per la semifinale di play-off del campionato Cilenza-Veneto, Girone A. A contendersi il passaggio del turno l'Unione La Rocca Altavilla ed il Montorio. I primi 30 minuti sono contraddistinti dal gioco a viso aperto delle due squadre, anche se l'Unione La Rocca Altavilla ha a disposizione 2 risultati su 3. Ed infatti l'Altavilla si rende pericoloso già al primo minuto con Romio e Marchesini. Risponde il Montorio con un colpo di testa di Moretti. Bianco lancia Marchesini. Il suo tiro è intercettato da Giacomi. Fiumicetti serve in area Vesentini che impegna Berto. Ancora Berto vola a deviare il calcio d'angolo di Cecco. Lavagnoli si lancia in contropiede e allarga per Zanetti. Il suo tiro cross costringe Berto a deviare in Bacher. L'Altavilla si rende pericoloso con Garbin su azione di calcio d'angolo. Zanini alza lo sguardo e con un filtrante serve Tonani in area. Rabbar in uscita sventa il pericolo. Al 41esimo l'Altavilla si porta in vantaggio. Viviani lancia sulla fascia Zanini che dopo una finta mette al centro per Peotta che prima colpisce il palo di testa e poi ribatte in rete di sinistro 1-0. In pieno recupero il raddoppio. Viviani batte velocemente un calcio di punizione per Peotta che supera 2 avversari e si lancia nella metà campo del Montorio. Palla di nuovo Viviani che pennella un cross per la testa di Romio che piazza la sfera a fil di palo, 2-0. Il secondo tempo è un monologo dell'Altavilla, che al secondo realizza il terzo gol con un pallonetto di Marchesini. All'11esimo il quarto gol. Azione manovrata sulla fascia sinistra, cross in area di Vanzo. Zanini cerca di servire un compagno. Tonani scarica per Bianco che mette la sfera a fil di palo. Al 28esimo Zocca devia la conclusione di Marchesini. Poi è Vesentini a sfiorare la traversa. Al 44esimo la manita è servita. Boarini apre per Marchesini che si accentra e fa partire un bolide che non lascia scampo a Rabari. Ed ora ascoltiamo i mister. Un risultato così rotondo non credo che se lo sarebbe mai aspettato prima della gara. No, sinceramente no, però ho visto i ragazzi che determinati dai primi minuti, siamo partiti bene, siamo partiti forte come volevamo, abbiamo creato subito delle occasioni, poi abbiamo cercato in tutte le maniere la vittoria che è venuta un po' larga, però a fronte di una prestazione veramente maiuscola. Una stagione che ancora non si chiude perché c'è da proseguire i play-off. Al momento che tipo di bilancio fa lei rispetto alla sua stagione? Ma noi è positiva perché noi comunque è una società che è nata 3 anni fa, che ha vinto il campionato e una coppa, l'anno scorso è arrivata quinta, volevamo migliorarci, ci siamo migliorati, siamo arrivati secondi, volevamo passare un turno, abbiamo passato, però non ci vogliamo neanche fermare, vedendo l'entusiasmo che si è creato attorno a questa squadra qua e vedendo anche i sostenitori che c'erano oggi, che non si erano mai visti, vogliamo portarlo avanti il più possibile. I ragazzi hanno seguito le sue indicazioni, hanno giocato palla a terra, sono stati tranquilli, non si sono fatti prendere dalla smania, anche perché 2 risultati su 3 erano a vostro favore. Sì, è vero, però nell'ambito di 90 minuti, poi non è mai facile, però il campo nostro insomma ci dà tanto, perciò io dico veramente un plauso a sti ragazzi bravi, poi abbiamo recuperato dei ragazzi che sono stati sfortunatissimi in questa stagione, rivedere Gianesini in campo, rivedere Giordani che penso sia la seconda partita, sapendo che comunque abbiamo perso Pregnolato per infortuni gravi, Mattioli e averne recuperati 2, oltre al risultato penso che sia la cosa più importante di giornata.
D'accordo, allora mister, grazie e in bocca al lupo per il proseguimento dei playoff. Grazie, grazie infinite. Partita finita, stagione conclusa, certo non ci si aspettava un risultato così eclatante, però il campo ha detto questo. Oddio, sai, il risultato secondo me, io penso che sempre il risultato del campo sia quello giusto, quindi oggi non c'è stata partita, oggettivamente bisogna essere sinceri, purtroppo dopo aver preso il primo gol ci siamo disuniti e abbiamo mollato, non siamo stati il solito Montorio di sempre. Dispiace solo perché ce la siamo conquistata questo quinto posto qua ed è stato molto bello conquistarcelo. Sarebbe stato meglio se dovevamo uscire in una maniera diversa, però vabbè, a me probabilmente ci servirà, penso questa cosa qua ci servirà per i prossimi anni, per il futuro servirà a Montorio per capire cosa succede e cosa vuol dire giocarsi dei playoff, quindi tutto insegna penso. Però è una stagione comunque che si chiude in maniera tutto sommato positiva e che lascia ben sperare per il futuro. Ma insomma, io toglierei il tutto sommato, direi che è proprio una stagione secondo me positiva. È ovvio che oggi si fa fatica a sorridere e a festeggiare, ma ciò non toglie il merito di quello che hanno fatto i ragazzi. Hanno raggiunto un obiettivo in un campionato secondo me molto impegnativo, con squadre all'altezza, e quindi da quel punto di vista lì bisogna fare un plauso. Oggi purtroppo è stata una partita in cui abbiamo sbagliato tanto, troppo forse, e vabbè, succede, nel calcio succede, l'importante è che poi questo insegni per il futuro. Riuscirai a riposare un poco adesso? Beh, insomma, gioco forza sì, direi che faremo un ultimo allenamento, poi rompete le righe e poi vedremo cosa succede, ne parleremo con la società, vedremo cosa succede per il prossimo anno, ognuno farà le sue scelte e sempre 100% Montorio. Risultato finale: Unione La Rocca Altavilla 5, Montorio 0.